nel prossimo appuntamento con l'informazione. Messaggio elettorale a pagamento, committente Enrico Bacchetti. Partecipazione, cultura, ambiente, giovani e sociale. Da qui deve partire la Belluno di domani. Una Belluno che deve tornare ad ascoltare i suoi cittadini e le sue cittadine. Una città che si riappropri del suo ruolo di capoluogo. Una casa per tutti. Lo sviluppo sociale ed economico della nostra città passa attraverso la cultura. Una cultura che promuova le ricchezze di tutto il territorio provinciale. Confronto e dialogo sono la base sulle quali ricostruire la nostra comunità. Riorganizzare gli uffici comunali sarà fondamentale per garantire servizi a cittadini e imprese. Sono Lucia Olivotto, candidata alle elezioni comunali di Belluno del 12 giugno. Per una Belluno che ritorni a pensare in grande. Messaggio elettorale a pagamento, committente Enrico Bacchetti. Messaggio elettorale autogestito a pagamento, committente responsabile Oscar De Pellegrini, mandatario elettorale Luca Dalle Mule. Sono Oscar De Pellegrin, candidato sindaco per il comune di Belluno. Mi metto totalmente a disposizione per portare un cambiamento oggi necessario alla nostra città. Scegli la mia squadra, concreta, competente, capace di lavorare in sinergia con determinazione. Caratteri diversi, obiettivo comune. Messaggio elettorale autogestito a pagamento, committente responsabile Oscar De Pellegrini, mandatario elettorale Luca Dalle Mule. Cerchi il meglio per riscaldare la tua casa? Un'azienda con una lunga esperienza che può seguirti in ogni tua esigenza, dalla progettazione all'assistenza tecnica? La risposta è Stufe e Arredo. Nel nostro showroom trovate stufe ad accumulo, termocucine, stufe e caminetti a pellet, caminetti e stufe tradizionali, ottime cucine a legna e le stufe in pietra ollare. Le migliori marche, ottimi prezzi, ma soprattutto affidabilità e serietà. Stufe e Arredo, in Viale Cadore 44B, Ponte nelle Alpi. Telefono 0437 98 15 35. Emporio del Mobile. Dal 1992 progettiamo e creiamo, con le sapienti mani dei nostri esperti artigiani, favolosi arredamenti su misura in legno massiccio in diversi stili, legni e tinte. Fissa un appuntamento allo 0437 098 150 oppure vieni a trovarci nel nostro punto vendita di Belluno in via Vittorio Veneto 262. Emporio del Mobile. Dal 1992 la qualità da noi costa meno. Calore intelligente. Risparmio con la tecnologia di combustione del legno. Calore naturale. Grazie all'energia rinnovabile. Calor Casa. Scopri l'intera gamma online delle stufe a legna, pellet e ibride dei migliori marchi. Oppure vieni nel nostro showroom per una esperta consulenza e scopri le agevolazioni e gli incentivi fiscali. In via Feltre 35 a Santa Giustina e su calorcasa.it. Radio Più. Ora esatta. Radio Più. Sono le 8:02. Un saluto dalla redazione. Una nuova ondata di maltempo ha investito con forza il nord Italia. Nella provincia di Varese sono caduti diversi alberi e numerose squadre di vigili del fuoco sono intervenute nella frazione montana di Vararo, nel comune di Cittiglio, dove sono rimaste bloccate un centinaio di persone. A Casal Suigno è invece esondato un torrente invadendo alcune abitazioni. Segnalata anche una tromba d'aria in Valtellina e un violento nubifragio in Alto Adige, che ha richiesto 60 interventi da parte dei soccorritori. La guerra in Ucraina entra nel suo 103esimo giorno, ancora nel segno dei bombardamenti. I russi colpiscono le zone residenziali di Kharkiv, mentre Kiev denuncia la distruzione di una sede di aiuti umanitari a Lysychansk con all'interno 40 persone. Per il presidente Zelensky, che ha incontrato gli sfollati di Mariupol a Zaporizhia, l'esercito di Kiev riuscirà sicuramente a liberare tutte le città occupate. Il governatore dell'oblast di Zaporizhia riferisce che il 60% del territorio è stato occupato dalle truppe russe. Non portate l'umanità alla rovina, servono veri negoziati, così Papa Francesco durante l'Angelus domenicale celebrato in piazza San Pietro in Vaticano. A 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra.
che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che anziché avvicinarsi viene allontanata dalle proprie case. Gli Stati Uniti fanno i conti con l'ennesima scia di sangue, almeno 3 persone sono morte, altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria, questa volta avvenuta vicino a un nightclub a Chattanooga nel Tennessee, secondo quanto riferito dal capo della polizia Celeste Murphy. Probabilmente sul luogo c'erano diversi tiratori, le identità delle vittime e dei sospettati non sono ancora state rese note. Tennis, Rafa Nadal scrive un altro magico capitolo della sua storia d'amore con il Roland Garros. Lo spagnolo conquista il trofeo parigino per la 14ª volta in carriera, battendo il norvegese Casper Ruud in 3 set con un netto 6-3, 6-3, 6-0 in una partita quasi mai in discussione. Il maiorchino, che ha da poco compiuto 36 anni, migliora il record assoluto di slam vinti in carriera, arrivando a quota 22, 2 in più di Federer e Djokovic. Sentiamo Nadal ai microfoni di Sky Sport. È stato 2 settimane incredibili per me. Voi conosci bene come è stato dopo Roma, che finisce la partita contro Shapovalov di una forma terribile con il mio piede, però per me mi sento tanto fortunato e felice di avere un'altra volta questa coppa con me. Ed è tutto, restate con noi. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Alle 8 e 5 minuti e 26 secondi, buongiorno da via Paris Bordone a Taibona Gordino. Da 7 giorni acqua inquinata a Rivinallongo, Collaz, da 6 a Cencenighe, via Foc, zona luxottica. L'acqua non si può usare per scopi alimentari se non previa bollitura. L'apertura del Corriere delle Alpi, la tragedia in montagna, 4 vittime della montagna in meno di una settimana. Ieri è morto a Passo Giau Giordano Pertile, 48 anni, vicentino di Thiene. Ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri mentre, incordata con la propria compagna, stava scalando la via dal lago. Dopo aver battuto più volte tra le rocce, l'alpinista si è fermato ancora legato alla corda. Per lui non c'è stato nulla da fare. È stata Elisa Collareda, comprensibilmente sotto shock, a lanciare l'allarme ed allertare i soccorritori alle 11:40. Una telefonata al 118 della centrale operativa, quella tra San Vito e Colle Santa Lucia, è la seconda tragedia sulle montagne bellunesi in pochi giorni. Venerdì pomeriggio era deceduta la 55enne feltrina Cristina Gallon, dopo la caduta dal sentiero 801 del CAI, all'altezza del monte Zoccare Alto, sulle vette feltrine. La scorsa settimana il cacciatore Barattin e Severino sul Dolada. Pertile e la fidanzata avevano cominciato a salire di buon mattino lungo la via dal lago, attrezzati come si deve per un'escursione tutt'altro che elementare, in una bella giornata di sole, con lui primo di cordata e lei sotto, all'altezza del terzo tiro. Per cause ancora in corso di accertamento, Pertile è improvvisamente precipitato. Ha superato la compagna fermandosi in una sosta, sbattendo più volte sulla roccia prima di fermarsi penzoloni 40 metri più sotto. La dinamica precisa dovrebbe essere stata ricostruita dalla donna nel corso del pomeriggio nella caserma del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Una via impegnativa non da tutti. Roberto Santuz del Soccorso Alpino di Cortina era pronto a salire sulla del lago in caso di necessità. Era con i suoi uomini all'altezza di Passo Giau in attesa di istruzione. Non è difficilissima, ma bisogna essere adeguatamente attrezzati e avere la necessaria esperienza. È una delle vie classiche della Gusella di Giau, dove non mancano insidie e occorre prestare attenzione. Il profilo Facebook di Giordano Pertile
ci sono molte fotografie, lo si vede arrampicare con tutte le precauzioni e le attrezzature necessarie. Quella affrontata ieri era un quarto o quinto grado. Sappiamo che entrambi avevano tutto l'occorrente per affrontare la via. Quello che bisogna capire è cosa può essere successo. Sarà la donna a spiegarlo ai soccorritori. La notizia della morte di Pertile è arrivata prestissimo tiene, provocando tristezza e incredulità, scrive il Corriere delle Alpi. Era l'unico figlio di Guido Pertile e Carla Maria Carollo, conosciuti per essere stati i proprietari del lobby legno a Sarcedo. Viveva in via Kennedy, da qualche tempo gestiva le proprietà immobiliari di famiglia. Fidanzato con Elisa Collareda, possedeva una casa ad Alleghe nella quale si sentiva molto più vicino alle montagne che tanto amava, per le quali si preparava con grande applicazione e disciplina. Non ha mai mancato di rispetto alle crode, anche per questo la sua scomparsa provoca un senso di sorpresa. Sconvolto. L'amico Enrico Chiomento, Giordano era davvero un ragazzo d'oro, sempre sorridente, posato, tanto che non l'ho mai visto arrabbiato neppure una volta, sempre molto allegro e stimato da tutti, e sconvolgente che proprio lo sport che più amava gli sia stato fatale. Così il Corriere delle Alpi, che dedica una pagina alla tragedia di Passo Giau di ieri mattina, e l'apertura del giornale. Il Gazzettino titola: cade dalla Gusela, muore davanti alla compagna. Ed ora veniamo al maltempo. La fotografia che campeggia sul Corriere delle Alpi è quella della scuola di Cortina, sferzati dal fortunare, alberi caduti, tetti scoperchiati, medie chiuse a Cortina, perse le tracce di un anziano in Val di Zoldo. Danni e paura per la tempesta che si è abbattuta sulla provincia alle 20 di ieri. Raffiche di vento fortissime hanno scoperchiato tetti come quello della scuola Luca d'Aosta di Cortina. Piazza Martiri non è stata risparmiata. Sedie e tavolini sono decollati dalle Stone. Qualche ora senza luce nella casa della Valbelluna. Alberi abbattuti in strada, nessun ferito. Uno scomparso a Zoldo, si cerca da ieri sera un 83enne. Vigili del fuoco e soccorso alpino hanno allestito il campo base all'altezza dell'Insonia. Una cinquantina. Gli interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Dal nostro sito internet. Una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco, danni dalla Valbelluna a Passo San Pellegrino, vento forte a Cenceniche, una specie di tromba d'aria alle 20, alberi sradicati, gazebo e tegole in volo, case senza energia, a Peltre interventi dei vigili per piante in strada abbattute dal vento, a Colle Santa Lucia sono volate lamiere, scoperchiati vecchi fenili. Danni più ingenti a Cortina, alla scuola Duca d'Aosta, chiusa da questa mattina, chiuso il secondo piano, limitatamente alle classi della secondaria di primo grado Zardini. A Falcade il vento forte ha causato i primi danni in Alto Gordino a Tabiadon di Val. Alle 20:40 sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tetto, principio di scoperchiatura. Alberi in strada a Passo San Pellegrino, piccola frana a Selva di Cadore, qualche problema per la viabilità. A Sospirolo bidoni del VPL carta volati in mezzo alla strada e al parcheggio, paura per un fenomeno paragonato ad un tornado, alberi spezzati in zona Regolanova, alzato il tetto del garage casetta di legno che ha ricordato i giorni di Vaia. A Cenceniche è scoperchiato un fenile, parte delle tegole già sostituite, volati alcuni scuri. In via 20 settembre gazebo in volo da Operbacco Wine, lamiere divelte anche in piazza 4 novembre. A Belluno vento forte e grandine, come riportano le fotografie e i video sul nostro sito internet, alberi sradicati anche a Gosaldo. Sul Gazzettino il titolo: vento e grandine, scuola scoperchiata, un temporale investe la provincia, a Cortina i danni più gravi, salta l'elettricità in alcuni quartieri di Belluno, inagibile un piano della Duca d'Aosta. Corriere delle Alpi, iter semplificati, i fari europei sulle opere per le Olimpiadi. La Commissione avvia una prima valutazione dopo il ricorso contro le procedure ambientali semplificate.
Lo riporta nella corrispondenza di 19ª pagina Francesco Dalmas. L'Europa accende i fari sulle opere olimpiche. Ieri sul Passo Giao, tra l'altro, la prima protesta contro le Olimpiadi per come non è stata gestita la sostenibilità, la loro compatibilità ambientale e sociale. Dall'autunno prossimo una campagna sito per sito, l'annuncio dato ieri alla presenza di 150 rappresentanti di una quindicina di associazioni venete, lombarde, trentine e sudtirolesi. La Commissione europea per le infrastrutture ha accolto il ricorso del gruppo giuridico per l'ambiente contro la gestione della BAS e della VIA per gli impianti olimpici, ha detto Casanova di Mountain Whiteness. L'atto della Commissione non è, va precisato, l'avvio della procedura di infrazione verso l'Italia. Noi ce lo auguriamo. Per il momento è l'atto che avvia una ricognizione sulla sussistenza di quelle denunce di mancato rispetto della BAS, della VIA, che noi abbiamo presentato al gruppo giuridico che ha analizzato e che ha deciso di recapitare a Bruxelles. Il ricorso del gruppo giuridico è dello scorso aprile. Basta colate di cemento sulle Dolomiti bellunesi, la protesta ambientalista contro i nuovi impianti. Riuscito l'incontro di ieri mattina davanti alla chiesetta di Passo Giao, presenti comitati arrivati anche dalla vicina Pusteria e Badia. Uno striscione lungo 13 metri e largo 3 doveva essere calato da Cima Gallina in faccia al Passo Giao. Fin lassù sono salite le guide alpine, ma in cima soffiava un forte vento e sono tornati alla base. Ben schierati gli striscioni ed i manifesti, ancora cemento sulle Dolomiti, non il mio nome, proclamava il più grande di tutti, 18 gli interventi nelle riflessioni a voce alta. Se rotondo è stato il no agli impianti olimpici, che produrranno bilanci in rosso, altrettanto netta la contrarietà alla costruzione di mega alberghi e villaggi turistici al Giao. Erano presenti, come detto, i comitati della Val Pusteria, della Val di Fiemme, oltre che quelli lombardi. Poi la pista da bob potrebbe venire a costare, si è detto, più dei 60 milioni ipotizzati in un primo momento. La provincia di Trento ha raddoppiato il budget per l'impiantistica da 30 a 110 milioni. Altrettanto ha fatto Bolzano per il biathlon ad Anterselva. Era presente anche la candidata a sindaco. A Cortina durissima la critica al numero esorbitante di motociclisti che sui tornanti del Giao schizzano come in un circuito. Bisognerebbe chiudere i passi, si è detto, o perlomeno mettere in campo la polizia locale. E allora a questo proposito c'è un secondo articolo quest'oggi che compare sul Corriere delle Alpi con dure critiche a quello che sta accadendo sulla 251, il circuito di MotoGP. Chi sfreccia con la telecamera sul caschetto per farsi il video. L'adrenalina brucia nei carburatori, il rombo dei motori fa tremare i vetri. Benvenuti alla MotoGP del Piave. Per sabato e domenica la provinciale 251 della Val di Zoldo e Valcellina diventa un circuito ad altissimo rischio di incidenti. Mica tutti, ci mancherebbe. Ma molti motociclisti aprono il gas al massimo, piegano a oltre 45 gradi, si sentono come Valentino Rossi, nei tempi migliori. La situazione più critica sul versante verso la diga del Vajont, striscia d'asfalto da 9.000 metri da Longarone a Derto, una palestra del brivido e pur pochi residenti sono sempre più esasperati. L'autovelox è in funzione, ma lo sanno tutti, pertanto scatta quasi soltanto foto poco mosse, non da sanzione amministrativa. Poi, come tana libera, tutti a nascondino. Ce n'è un altro più a monte, ma non ha neanche la fotocamera, quindi il limite nessuno lo rispetta. Fino al semaforo prima della galleria di Sant'Antonio rimane rosso per 7 minuti, dalle 5 del mattino alle 11 di sera. Spesso è una gara chi ci mette meno. Scatta il verde e riprende la corsa. Sono anni che il sindaco di Longarone, oltre che presidente della provincia Roberto Padrin, chiede alla prefettura maggiori controlli sulla 251. Ci sono 2 autovelox, uno va e l'altro è lì per bellezza, ma non bastano. Ci vorrebbe un rispetto supplementare per la zona teatro della tragedia del Vajont. Alcuni corrono davvero come bolidi, creando gravi pericoli. Insomma, sono anni che viene messo in evidenza questo problema, sono anni che viene chiesto alla prefettura di intervenire, come è intervenuta bloccando il Relì Bellunese che era pericoloso. Questo è ancora più pericoloso,
perché qui si rischia di morire contro i motociclisti. Vedremo se servirà a qualcosa il duro articolo di oggi del Corriere delle Alpi. La prossima settimana lo racconteremo. Gianni Santomaso sul Corriere delle Alpi, pane, calcio e sogni del mister Orzetti. Devo dire grazie ad ogni mio boce. Storia di Renato, 57 anni panettiere, alimentarista di Rivamonte, un passato da calciatore e allenatore delle giovanili agordine. Una bella pagina quella dedicata a Renato. C'è un bambino che sale i gradini di San Siro, il ricordo è nitido nella nebbia della Milano dei primi anni 70, che non ti faceva vedere da qua a là. Un uomo lo tiene per mano, poi d'un tratto gli ultimi 5 minuti li fa da solo, ma io sono qui dietro. Quello che scopre quando arriva in cima sono i colori mai visti in TV, il verde del prato, il rosso e il nero delle divise di una squadra. Aveva 8 anni Renato quando appunto andò a San Siro. Si racconta la sua storia legata al calcio, legata al pane, legata a tanto lavoro e a tanto divertimento. Pane e pallone, questo è il titolo per Renato Orzetti, con la vignetta di Erika Andrick di Vallada, che oggi lo rappresenta con pallone e pane in mano. È la pagina Vivere l'Agordino che il Corriere delle Alpi ci propone ormai ogni lunedì. È una pagina ricercatissima, apprezzata, cercata, attesa, che si unisce al corposo fascicolo sportivo del Corriere delle Alpi, che a proposito di sport scrive in prima pagina sul rugby di Serie C: Feltre rimontato, domenica servirà l'impresa nel ritorno. Beffa incredibile per il rugby Feltre nell'andata della finale che vale la promozione sul campo di Favaro. I Granata avevano chiuso avanti 21-8 il primo tempo, ma il Venezia Mestre ha cambiato marcia nella ripresa, ha vinto 22-21. Domenica il ritorno al Boscherai, nella corrispondenza di Pelosio, nelle 2 pagine dello sport del Corriere delle Alpi. Sul sito di Radio Più un'altra notizia di sport. Roberto Bona. Agordo ha destato profonda commozione anche in provincia, in particolare negli ambienti vicini a Dolomiti Racing Motorsport e a Trecime Promotor SD, la notizia della prematura scomparsa avvenuta a Latina, sua città d'origine, di Augusto Partuini. Grande e stimato ufficiale di gara ACI Sport, Partuini in varie occasioni aveva prestato il proprio competente servizio in qualità di addetto ai concorrenti al Dolomiti Rally, all'Alpe del Nevegal e al Rally Bellunese. Autentico uomo di sport e commissario sportivo nazionale di spessore assoluto, Augusto Partuini, vinto dal cancro che da qualche tempo lo affliggeva, verrà ricordato per il grande ed instancabile lavoro svolto a favore dello sport dell'automobile, ma anche per la gentilezza d'animo, l'intelligenza e l'arguta simpatia che accompagnavano il suo operato. 2 titoli dal Gazzettino: agricoltura in crisi, la speranza da donne giovani, conti sempre più alti da pagare per sementi e mangime, le bollette alle stelle, i costanti danni da fauna selvatica e meteo estremo sono una ulteriore mazzata. La sfida degli imprenditori agricoli è sempre più difficile, c'è chi non ce la fa più, anche in provincia, come avvenne in quel periodo tragico 2007-2008, c'è stato un caso di suicidio nelle scorse settimane. La necessità di correre ai ripari urgenti. In prima linea il senatore di Fratelli d'Italia, rimasto colpito dal gesto dell'amico imprenditore, ma ci sono anche segnali di ripresa, soprattutto tra le donne e i giovani. Da Sedico arrivano i fondi di Confine, la latteria cambia volto e festeggia i 100 anni. Per festeggiare degnamente i primi 100 anni di vita, la latteria di Sedico, alla sua sede in via San Felice, si è rifatta completamente il look, approfittando dei soldi arrivati con i fondi di Confine. La struttura ha potuto così esibire, in occasione di latterie aperte, una veste nuova, moderna ed efficiente. Corriere delle Alpi, gli ipovedenti di retina in visita alle Dolomiti con i carabinieri forestali. Spiegare le Dolomiti a chi ha disabilità visive, giornata di educazione ambientale per i soci dell'Associazione Retina Veneto, accompagnati dai carabinieri forestali. I partecipanti hanno coperto uno degli itinerari più classici di Selva di Cadore, partenza arrivo a Malga Fontana Predda, salutati dal consigliere regionale Cestaro
passati per suggestivi rifugi Belvedere e Pertazza. Lungo il percorso si sono descritti vari monti, si è parlato degli effetti di Vaia, cui non hanno dimenticato, e del flagello del bostrico, l'ultimo nemico dei boschi della provincia. I militari hanno dovuto superarsi per poter usare tecniche di comunicazione diverse dalle solite e trasmettere agli escursionisti le grandi emozioni delle Dolomiti. Nei notiziari di Radio Più sentiremo poi l'intervista a Riccardo Corbini, che è il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Belluno, e anche al presidente dell'associazione Retina. In Alpago sempre mistero sulle esplosioni, scoppi in Alpago tra Puos e Tambre, ci si interroga su quelle deflagrazioni che si sono sentite nel pomeriggio e in tarda serata della scorsa settimana, giovedì. Non ci sono state scosse di terremoto, non si sono visti aerei, non sono in corso feste paesane, non è la prima volta che si verifica un fenomeno del genere. Si parla del fantomatico mostro del lago di Santa Croce nelle leggende metropolitane. Il sindaco di Alpago, Alberto Petterle, tiene le orecchie alte. Non abbiamo ancora capito cosa siano dovute le esplosioni, non le ho sentite, ma più di un paesano me le segnala. Stiamo cercando spiegazioni. In Valle Pisina, territorio di Vittorio Veneto, era successo un fenomeno simile. Non sappiamo dire se sia dello stesso tipo oppure no. Stanno comunque indagando anche i carabinieri. Gianni Santomaso, Corriere delle Alpi. Un podcast in 4 puntate dedicato da Albino Luciani è quello che potrà essere ascoltato a partire dal lunedì 6 giugno nella sezione podcast del portale Vatican News, www.vaticannews.va, grazie al racconto di Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, e alla collaborazione tecnica e creativa di Adriano Vitali e Patrizio Ciprari. La prima puntata partirà dal colpo di fionda di padre Remigio, frate cappuccino venuto a compiere una missione a Canale d'Agordo quando Albino Luciani era ancora un ragazzino. Affascinò i chierichetti del paese con i suoi racconti e poi, durante una passeggiata verso la chiesetta di Gares, li stupì con la sua abilità a tirar di fionda. E quando chiese a quei ragazzi chi voleva seguirlo in convento, Albino disse subito «Io». Voleva partire davvero, lo trattennero il parroco e la famiglia. L'episodio iniziale sarà dunque dedicato alle origini del pontefice bellunese, alla sua famiglia e alla sua formazione, al suo nome scelto dal padre Giovanni, operaio socialista, in memoria di un giovane compagno bergamasco morto in un incidente di lavoro in un altoforno. Nella seconda puntata, ascoltabile dal lunedì 13 giugno, si parlerà della nomina di Luciani a vescovo di Vittorio Veneto e poi degli anni trascorsi a Venezia. Grazie a un documento audio eccezionale, registrato in una parrocchia nel 1968, si potrà ascoltare dalla viva voce del vescovo Luciani il suo auspicio che Papa Paolo VI potesse prendere una decisione liberalizzatrice circa l'uso della pillola anticoncezionale. Dopo la pubblicazione dell'enciclica Umane Vite, Luciani difenderà il documento facendo proprie le ragioni del pontefice. La terza puntata, lunedì 20 giugno, racconterà il conclave dell'agosto 1978, la rapida elezione dopo un solo giorno di votazioni e quei 34 giorni di pontificato. Verranno proposti i passaggi salienti delle udienze e degli Angelus di Giovanni Paolo I, tra cui quello in cui raccontava di aver patito la fame da piccolo, auspicando che questa esperienza lo aiutasse a capire i problemi dei poveri del mondo. Infine, la quarta puntata, disponibile dal lunedì 27 giugno, sarà interamente dedicata alla morte improvvisa del Papa. Fondamentale sarà la voce di Suor Margherita Marin, che la mattina del 29 settembre 1978, insieme alla consorella più anziana, Suor Vincenza, entrò nella camera da letto di Luciani trovandolo morto. Suor Margherita racconterà molti particolari della vita quotidiana di Giovanni Paolo I, ricostruendo le sue ultime ore di vita. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Un piccolo assalto tra Valmorelle e Valpiana, titola il Corriere delle Alpi, boccata d'ossigeno per le latterie aperte. Dopo anni di stop riparte alla grande una manifestazione punto fermo dell'estate in Valbelluna. Con la cantina di Topran torna anche l'edicola, tra buon vino e detersivi succede a Padola di Comelico. In Val di Zoldo festa e sport, che successo, tanta gente a Pralongo dopo 2 anni di stop per la pandemia. Cala il sipario sulla mostra dedicata a Luigi Cima, ingressi quota 4.000, Borgo Valbelluna, l'assessore Deola, ricadute per il territorio, l'impegno ad organizzare altre mostre con lo stesso format. Sul Gazzettino Pissotton torna,
agibile il sentiero, un luogo caro. Il sindaco Castellaz dice è un percorso che richiede comunque molta attenzione. Siamo a Pedavena. Ad Arsie il mondo di Ciorci compie 10 anni ed è festa in paese. Ciorci di Alfonso Brandalise della scuola alberghiera, una festa all'inizio dell'estate che preannuncia il ritorno del Summer Fest. Oggi ad Agordo il giorno del rendiconto, in diretta sui canali Facebook e Telegram. Agordo, oggi alle 18 Consiglio Comunale ad Agordo con un unico punto ma importante punto all'ordine del giorno. Il sindaco Roberto Chisalè infatti porterà il voto al rendiconto per l'esercizio 2021. Corriere delle Alpi, Feltre, Serangeli e Pantalista, binomio per dare voce e rappresentanza al dissenso della politica, è uno dei titoli per quanto riguarda le elezioni. Una campagna elettorale diversa, con bollettino satirico e musica. Altro titolo sul palazzetto dello sport, i campi all'aperto a Pradelvescovo, è la proposta del centro-sinistra, turismo solidale, oltre 200 persone a Santa Giustina per Scopri Santa, Stella della Speranza, un format nuovo, diverso, per certi versi anche impegnativo. A Fonzaso più di 100 al motogiro per ricordare Mirko Vieceli, appassionato della moto e della loro amici di Fonzaso, hanno organizzato una giornata per ricordarlo anche ieri mattina. Oltre 100 i partecipanti hanno tenuto vivo il ricordo con un motogiro concluso con un pranzo. A Pedavena la macelleria Valcarne sarà operativa da domani. Agordo, grande festa e bastazione da Iolanda, dove si sono festeggiati 52 anni di attività. Sul sito internet di Radio Più, nel giornale Radio Più di oggi, le foto della festa. Sul Corriere del Veneto, quest'oggi, vi ricordo che il Corriere del Veneto non è in edicola, sul sito ci sono alcuni titoli: Deprà o la stella ma non so fare la sopa, Quada come mia nonna, si parla della famiglia bellunese nella Michelin dal 70 con il Dolada. Caldo sulla Marmolada, è già aperta Capanna Punta Penia, la roccia è nuda e poi la vicenda. Belluno una mamma, mascherina attaccata con lo scotch a mio figlio dalla sua maestra. L'episodio raccontato dalla madre che vive in un paese del Cadore. L'insegnante avrebbe peraltro ammesso il fatto. Livinallongo. Gestione Servizi Pubblici informa che a Livinallongo del Col di Lana, in località Collaz, l'acqua erogata dall'acquedotto non è potabile e può essere usata per scopi alimentari solo previa bollitura. GSP ha comunque già adottato le necessarie misure per la disinfezione dell'acqua presente nei serbatoi e nella rete idrica, con l'aggiunta di cloro. Cencenighe. Gestione e Servizi Pubblici informa che a Cencenighe Gordino, in località Foc, l'acqua erogata dall'acquedotto non è potabile e non può essere usata per scopi alimentari. GSP ha comunque già adottato le necessarie misure per la disinfezione dell'acqua presente nei serbatoi e nella rete idrica, con l'aggiunta di cloro. Verrà effettuato il servizio sostitutivo con autobotte presso il parcheggio pubblico di via Foc. È tutto, grazie per averci ascoltato. Tra poco l'Almanacco Ladino, appuntamento del lunedì mattina. A dopo. Abbiamo ricaricato le batterie e ora siamo pieni di energia, pronti per una nuova stagione di ottima cucina, squisite pizze e naturalmente il nostro piatto forte, la birra. Fabbrica in Pedavena, Valle Agordina, tutta l'estate con voi, nelle ampie sale interne o sulla veranda, tutto il giorno con orario continuato, anche per un drink, un aperitivo, uno spuntino, e con l'estate grandi novità per il vostro divertimento. A breve ne saprete di più. Fabbrica in Pedavena, Valle Agordina, di nuovo insieme a voi. Località Le Campe, strada Agordo Belluno. Nuova gestione. Chiuso il martedì. Alla Ferramenta Zasso 1000 metri quadri di proposte e tanti utili consigli per un'estate di lavori a casa o in giardino o per il tuo hobby. Colori, vernici impregnanti, ma anche gli elettroutensili, Milwaukee, Ikoki, DeWalt, Fein, con tantissime offerte. Le motoseghe Husqvarna, Makita, Dolma, i verricelli, gli spaccalegni dei cespugliatori, rasaerba, trattorini. Non mancano i terricci con cimi per le piante, le attrezzature per il giardinaggio. E nel nostro reparto pet food la linea Royal Canin, ma non solo, anche per gli altri animali prodotti avicoli e ornitologici. Ferramenta Zasso, 50 anni di esperienza, la nostra migliore garanzia.
località Le Campe, strada Agordo Belluno. Le nostre proposte anche su www.zassoluigino.it. Lascia a noi tutti i pensieri. Da Buzzati Edilizia ristrutturiamo completamente il tuo vecchio bagno in tempi certi, a partire da 6.900 euro con detrazioni fiscali del 50%. Affidati a noi per richiedere e ottenere il bonus. Vai su bagnochiaviinmano.it. Buzzati Edilizia è a Belluno in via del Boscon. 50 anni con voi, un'edizione davvero speciale questa. Sagra di Sant'Antoni, sotto il tendone a Rivamonte dal 10 al 13 giugno. Stand gastronomico con i tradizionali gnocchi con la poina. Ben ritrovati. Giornale radio edizione delle 9.30. Vola per 40 metri e perde la vita un alpinista vicentino. È successo ieri sulla Forcella di Giau. Giordano Pertile, 48 anni, di Tiene, era privo di vita per le lesioni riportate nella caduta. È morto sotto gli occhi della compagna, con lui in cordata. Si cerca un anziano in Val di Zoldo, lo cercano vigili del fuoco e soccorso alpino. Era uscito ieri per una passeggiata. L'83enne non ha più fatto ritorno a casa. Il fortunale di ieri sera, paura nel ricordo dei giorni di Vaia, nessun danno a persone, scoperchiata una scuola, la Duca d'Aosta a Cortina, vento forte a Falcade, Tabbiadon, scoperchiato un tetto, alberi in strada sul San Pellegrino, Selva di Cadore, a Cencenighe, scoperchiato un pienile in zona Chenet, gazebo in vola ad Perbacco Wine. A Belluno Longarone, vento forte a Cencenighe, scoperchiato un pienile in zona Chenet, gazebo in vola ad Perbacco Wine. A Belluno Longarone, Cencenighe, scoperchiato un pienile in zona Chenet, gazebo in volo da Perbacco Wine, alberi in strada a Meano di Santa Giustina, vento forte e grandine a Longarone, alberi sradicati anche a Gosaldo. Ieri la manifestazione ambientalista sul Giau contro i nuovi impianti e contro i motociclisti, si è arrivati ad aggiungere chiudete i passi. È stato inaugurato il treno bus delle Dolomiti. È un servizio dedicato a un'utenza turistica, dice Stefano Dell'Osbel, sarebbe auspicabile anche per l'Agordino. Carabinieri forestali e Retina Veneto assieme nell'evento di educazione ambientale. Sentiremo il tenente colonnello Riccardo Corbini, commissario dei Carabinieri forestali di Belluno, e Antonio Ongaro della sezione Retina Veneta nei prossimi appuntamenti.